legge sulla privacy. Ma setto adesso dove riva a vedere con i satelliti era bello, ma oggi non è più così. Un giorno ti vedrai in TV mentre stai seduto sul PC. Telecamere, satelliti, cimici e microfoni, telefoni e PC, nuovi congegni telematici, così sapranno sempre dove stai. Se ci provi a nasconderti non ci riuscirai, lo sai che fine fanno i dati personali registrati nelle carte dei supermercati, verranno usati per capire dai pubblicitari cosa consumi e seguito a tutti sputtanati. Credetemi, proprio ieri ho visto un satellite nascondersi dietro ad una nuvola per poi riprendermi seguendomi a ogni passo. E allora ho ben pensato di mostrargli il cazzo. Controllano il civile, sanno dove vive, sanno pure quante volte fotte senza fantasie nascoste. Attento, qualcuno ascolta quel che stai dicendo e non se ne può più. Sarà una volta la legge sulla privacy. Ma setto adesso dove riva a vedere con i satelliti era bello, ma oggi non è più così. Un giorno ti vedrai in TV mentre stai seduto sul PC. Non se puoi più stare in tranquillità, non te puoi più girare in te a macchina, non te puoi più farti i cazzi tui, che sei sempre uno che te guarda e pensa ai fatti altrui. Sei 888 che se oggi dappertutto, in giro per strade, sul telefono cellulare, telecamere, microspie sono all'ordine del giorno. Ormai i guardoni ce li abbiamo tutti intorno. No, non si può star qua. Vado in giro per le strade ma so sempre sorvegliare. La chiama sicurezza ma mi tolgo libertà. Ma poi un Battista più in parchetto e poi torna a sentare. Riprenderei quello che fanno al Parlamento tutto lì. Registrerei telefonate al PDL e dal PD per capire quanto ci sguazzano e poi mandarle al TG. Scusa ma queste cose non le passa più di lì. Sarà una volta la legge sulla privacy. Ma setto adesso dove riva a vedere con i satelliti era bello, ma oggi non è più così. Un giorno ti vedrai in TV mentre stai seduto sul PC. Sarà una volta la legge sulla privacy. Ma setto adesso dove riva a vedere con i satelliti era bello, ma oggi non è più così. Un giorno ti vedrai in TV mentre stai seduto sul PC.